Stiamo andando a prendere la ricotta perché dobbiamo fare i buoni cannoli siciliani. È una bella avventura oggi. Nel verde sempre fa piacere se respira un po' di ossigeno. Il cannolo che farà la signora Yolanda sarà bellissimo perché è un prodotto genuino. Non resta che tornare a casa e preparare i cannoli. Abbiamo comprato la ricotta, quindi oggi cannole siciliane. Per fare la scorza ci vuole farina 00 mezzo chilo, 75 grammi di zucchero semolato, 40 grammi di sugna distrutto praticamente, il liquore anice, la malvasia o il zebibbo. Li mangerà mia mamma, naturalmente l'assaggiatrice sarà per prima. Per ogni chilo di ricotta ci vogliono 250 grammi di zucchero. Controllo l'impasto se va bene. Sì, l'impasto va bene. Una volta pesato lo versiamo nella ricotta. A questo vanno aggiunti i canditi di arancia. Il cioccolato glielo metto fondente. Viene messo sui pezzettini piccoli perché poi si deve mettere con la siringa e se i pezzi sono grossi la ricotta non scende. Con l'impasto che si è fatto, i cannoli e la misura che ho io, ne vengono molti cannoli, ne vengono 40, 50. Andiamo da mia mamma a friggere le scorze di cannoli. Oh mamma, prendiamo un po' di pasta e la mettiamo nella nonna papera, la dobbiamo mettere al massimo prima. Facevamo sia i cannoli. Metto un pochino di olio per oleare i cannelli, per modo che non si attacca la pasta. L'olio, tutto. L'olio deve essere abbondante. L'olio non deve essere molto caldo, lo facciamo riscaldare un pochino e poi li possiamo immergere. Si prende un filo di pasta, si bagna con l'acqua, così, e si mette l'altro filo di sopra. Ora li metto nell'olio. Ancora devono cuocere che sono ancora crudi. E poi voi li volete colorate, così vengono chiare. Se le volete colorare all'impasto dovete mettere 2 cucchiaine di cacao e vengono scure. Togliendo le scorze dai cannelli. Ora le riempiamo con la ricotta. Li riempiamo. È stata una bella giornata oggi, siamo andati al caseificio di Tonania, abbiamo preso la ricotta. Dobbiamo mettere una spolveratina di pistacchio. Certo i nostri dolci siciliani sono i nostri dolci, non mettiamo in dubbio le squisitezze delle altre regioni, ma in Sicilia facciamo dolci particolari. I cannoli sono un gingillo della nostra pasticceria. Ci piaceva? Buono. Ed ora lo assaggerà la signora Yolanda. Dopo aver faticato tanto una giornata in giro per la ricotta, per fare tutto, me lo merito, no? Assolutamente. È soddisfatta? Il sapore sì, un po' meno per come sono venute perché dovevano venire più gonfi, però il sapore c'è. A voi tutte una buona serata e tante belle cose.